è importante il come integriamo le competenze, anzitutto per chi non ha un background tecnico, per fare in modo che anche appunto chi studia ad esempio lettere o proviene da altri percorsi di studi come storia o le discipline umanistiche possa essere coinvolto in maniera costruttiva e positiva all'interno di processi di innovazione. Per cui qui a Ca' Foscari ad esempio stiamo proprio lavorando per far sì che gli studenti che anche studiano nell'ambito appunto delle lettere, delle lingue e delle arti possano capire che cos'è l'intelligenza artificiale e che impatti può avere nella società. Dall'altra parte però anche chi studia informatica e chi viene quindi direttamente coinvolto nella progettazione di sistemi di intelligenza artificiale è importante che si attrezzi con competenze che riguardano l'impatto etico e quindi ad esempio come questi algoritmi possono creare rischi per la discriminazione e come possano quindi veicolare o amplificare dei bias nella società e quali strumenti possono essere utilizzati per mitigare questi rischi e insieme proprio dalla integrare competenze umanistiche con competenze tecniche penso si possa arrivare a capire la complessità e si possa cercare di governare questa tecnologia complessa che va ad incidere nella vita delle imprese ma anche nella vita delle persone e si possa capire quindi come possiamo affrontare i rischi che questa tecnologia comporta attraverso strumenti tecnici ma anche e soprattutto attraverso l'impegno umano, il giudizio e scelte morali, etiche e sostenibili.